mondo. Tragedia in un appartamento di Rovigo, Colf, 50enne uccisa a coltellate nella sua abitazione, il figlio 20enne della donna fermato dalla polizia come principale sospettato dell'omicidio. Shock a Musile di Piave dopo il terribile ritrovamento di una neonata morta tra i rifiuti nei pressi di un'azienda, indagine a tutto campo dei carabinieri, la comunità atterrita dal dolore. Maltempo della notte, disagi per il forte vento e gli allagamenti nella Marca, una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco, sinistra Piave l'area più colpita. Le condizioni meteo hanno provocato anche un'acqua alta a 127 cm sul medio mare che a Venezia non si vedeva da 4 anni, una gondola è affondata a causa della marea e a Caorle ieri salvati 2 turisti in barca. Allerta pronorafica di malori ieri all'ospedale Caponcello di Treviso, chiuso per un paio d'ore il reparto di medicina, la causa eccessivo e non consono uso dei prodotti per la polizia. Caso al nuovo ospedale di Padova, stamane il tavolo istituzionale a Venezia, al dire valutazioni tecniche sulle 2 proposte del braccio di ferro di questi mesi tra Comune e Regione. Il 27 la decisione finale. A 28 anni viene da Feltre, nella vita fa l'operaio alla Luxottica, ma è un appassionato cultore dei dolci, così Andrea Ciccolelli è stato incoronato ieri campione mondiale di tiramisù a Treviso. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre con la cronaca di un terribile fatto di sangue avvenuto nella notte a Rovigo, in un appartamento, una donna uccisa a coltellate e la polizia ha fermato in queste ore il figlio 20enne. A morte nell'appartamento in pieno centro a Rovigo dove viveva con il marito ed il figlio, vittima una donna romena di 50 anni che lavorava in città come colf. Secondo le prime indiscrezioni per il delitto sarebbe formalmente sospettato il figlio poco più che 20enne della coppia. A dare l'allarme intorno alle 4 del mattino è stato il marito della donna, svegliato dai rumori provenienti dall'altra stanza. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia, gli agenti hanno portato in questura il figlio sospettato di essere l'autore delle efferato omicidio. Ora il giovane è in stato di fermo a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà fare chiarezza sul delitto. E ora lo shock terribile a Musile di Piave con il ritrovamento del corpicino senza vita di un neonato e le prime rilevazioni hanno fatto stabilire che si trattava di una femmina trovata vicino ai rifiuti di un'azienda di trattamento appunto dei rifiuti. Orrore a Musile di Piave. Sabato pomeriggio, durante le operazioni di vagliatura dei residui provenienti dalla raccolta differenziata del vetro, è stata individuata tra gli scarti la salma di una neonata in avanzato stato di decomposizione, ancora con un tratto di cordone ombelicale. Era in un sacchetto che è stato aperto da un macchinario automatico. È stato in quel momento che gli operatori si sono trovati di fronte a uno scenario che li ha sconvolti. Sul posto sono giunti i carabinieri che invitano chiunque possa riferire elementi utili alle indagini a contattarli. Al momento infatti sono pochi gli elementi a loro disposizione, difficile capire quale possa essere il luogo di provenienza del sacchetto e la data precisa in cui la neonata possa essere stata portata lì. Secondo le forze dell'ordine il decesso risalirebbe a più di una settimana fa, anche se il processo di decomposizione potrebbe essere stato alterato dalla presenza di batteri nella campana di vetro o in un cassonetto, oltre che dal tasso di umidità o dal calore. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti anche per individuare con certezza il sacchetto in cui si trovava la vittima. Il macchinario infatti lo aspira facendolo finire insieme a tutti gli altri del carico. Secondo gli addetti dell'azienda è possibile che il sacchetto abbia raggiunto lo stabilimento nella giornata di venerdì, quando sarebbero giunti mezzi pesanti da diverse province come Padova, Venezia, Bologna, forse anche dal Friuli. Saranno analizzate tutte le possibili tracce rinvenute sul luogo delle operazioni con l'ausilio del RIS di Parma. Gli accertamenti in queste ore si concentrano anche sui tabulati e i registri di ogni singolo camion che ha trasportato i rifiuti nello stabilimento di Via dell'Artigianato, con l'ausilio anche dei carabinieri del NOE, il nucleo operativo ecologico. Una volta individuato il veicolo che ha trasportato la neonata, si potrà capire in quale comune si possa essere verificato il fatto. Nel frattempo l'autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma nella sezione di medicina legale dell'ospedale di San Donà di Piave. Si attende l'esito dell'autopsia per avere ulteriori chiarimenti.
Da un macabro giallo terribile a un altro, perché sono riprese questa mattina a Villafranca le ricerche di altri resti umani dopo la scoperta, lo ricorderete, di un cadavere da parte di agricoltori martedì scorso in località Campovecchio, appunto nel Veronese. Oggi i carabinieri sono presenti in zona anche con unità cinofila, l'ausilio dei cosiddetti cani molecolari addestrati alla ricerca di cadaveri, che potrebbe gettare un po' di luce su una vicenda ancora piena di punti di domanda. Ricorderete, si tratta del cadavere fatto a pezzi, quindi delle parti, resti umani, molto probabilmente di un uomo, ma sepolto chissà da quanto tempo sotto il campo e probabilmente anche martoriato dal passaggio involontario di trattori ed aratri. Quindi un nuovo sopralluogo per cercare di capire qualcosa in più di questo macabro giallo. Adesso apriamo invece una pagina sul maltempo. Era atteso, l'allerta è arrivata e nel Veneto la maggior parte degli interventi, i disagi maggiori si sono avuti nella Marca trevigiana, oltre una sessantina di interventi soprattutto nella sinistra Piave. Strade e campi allagati, sottopassi sott'acqua, scantinati, invasi dal fango. In molte zone della Marca, dalla Castellana alla sinistra Piave, è stata una serata di grossi disagi, se non addirittura di paura, per le fortissime piogge che si sono abbattute dopo l'ora di cena in molte zone della provincia. 58 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dalle 22 alle 8 del mattino per prosciugamenti di garage, piani interrati e sottopassi stradali da Conegliano a San Fior, da San Vendemiano a Mansuè e poi Marino di Piave, Codognè, Susegana, Colle Umberto, Vazzola, Spresiano, Cornuda e Castelfranco. Sul territorio 34 uomini e 9 automezzi. Questa mattina erano ancora 16 gli interventi da completare, tutti i prosciugamenti. In via Matteotti a Conegliano un'auto è rimasta bloccata da 40 cm d'acqua nel sottopasso vicino alle poste. Le situazioni con i disagi più diffusi a Fontanelle, in via Roma e a San Fior, dove i vigili del fuoco sono tuttora impegnati, anche se la situazione con il passare delle ore sta via via rientrando. Conseguenze ci sono state anche nel veneziano, a partire da una punta massima di acqua alta di 127 cm in centro storico, uno in più rispetto alla segnalazione iniziale. La marea è registrata questa notte alle 23:50 a Venezia. Lo ha rilevato il centro mare del comune, sottolineando che la rilevazione è stata effettuata al mareografo di Punta della Salute. Ed è da qualche anno che non si verificava un fenomeno del genere, di questa intensità, da circa 4 anni. Superiore ai 125 cm erano i 143 cm del 12 febbraio 2013. Disagio ovviamente in centro storico, anche qualche danno, perché c'è stata anche una gondola che a causa della marea sostenuta è affondata appunto, era traccata ed è affondata a causa della forte marea sostenuta dovuta all'innalzamento dell'acqua alta. Conseguenze ci sono state anche nel litorale, come spesso accade in questi casi, una mareggiata che si è mangiata letteralmente ancora una volta l'arenile di Jesolo. Conseguenza invece più positiva a Cortina, dove, come si preannunciava, sono arrivati i primi fiocchi di neve. Ma anche ieri il maltempo aveva creato disagi sul litorale, soprattutto per due velisti francesi che si erano avventurati in mare. Sono partiti dalla Croazia senza preoccuparsi delle condizioni meteo quando una coppia di velisti francesi domenica pomeriggio ha tentato l'ingresso nel porto di Caorle per trovare riparo. La forte corrente però ha trascinato l'imbarcazione al di fuori dell'imboccatura del porto a circa 2 metri, facendo sì che il vento e la risacca la spingesse contro gli scogli del pennello occidentale del porto. A quel punto hanno comunicato il Mayday sul canale di soccorso, lanciando anche 2 razzi a paracadute per segnalare la propria posizione prima di finire sulla scogliera. Sul posto sono state inviate 2 pattuglie via terra. La sala operativa della Guardia Costiera infatti ha richiesto l'intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco che in brevissimo tempo ha calato 2 aerosoccorritori sull'imbarcazione per trarre in salvo i naufraghi con le apposite imbragature. Poi sono stati trasportati all'ospedale di San Donà di Piave con un'autoambulanza del 118. Ancora la cronaca, ma lasciamo il maltempo. La moglie e uno dei figli non si svegliano, il marito lancia l'allarme. Famiglia intossicata dal gas esalato da una stufa difettosa, è caduta a Borgoricco nel Padovano.
Tragedia sfiorata in un appartamento di Borgorico nell'Alta Padovana. Una famiglia infatti ha rischiato di morire a causa di una fuga di monossido di carbonio causata dal malfunzionamento di una stufa. In 4, tra cui 2 bambini piccoli, sono stati accompagnati al pronto soccorso di Campo San Piero, da dove sono stati dimessi solo dopo alcune ore. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il padrone di casa, un cittadino romeno, che attorno alle 23 ha accusato mal di testa e malessere. Non riuscendo a svegliare la moglie e uno dei 3 figli, è scattato l'allarme. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Dai primi accertamenti sembra che la stufa fosse accesa da alcune ore, ma che lo sfiato esterno della canna fumaria fosse stato ostruito con alcuni stracci. Per la donna è stato necessario l'utilizzo della camera iperbarica. Appello dei vigili del fuoco a controllare sempre stufe e caldaie per evitare situazioni di grave pericolo come questa. Non è stato il monossido di carbonio, ma invece addirittura l'uso eccessivo e non consono di detersivo per pulire, l'incredibile causa che ha portato a mettere in allerta un intero reparto dell'ospedale Cafoncello di Treviso, appunto, ieri pomeriggio. Malesseri, difficoltà a respirare, bruciore in gola e nausea tra alcuni pazienti in un primo momento, sintomi poi estesi anche al personale sanitario. Momenti di tensione ieri nel primo pomeriggio nel reparto di medicina dell'ospedale Cafoncello di Treviso. All'inizio si è pensato ad una fuga di gas, immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco intervenuti nel nosocomio con il reparto NBCR, il nucleo che interviene quando esiste un fondato pericolo di contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche. Fortunatamente nulla di tutto questo. Secondo quanto accertato dai tecnici specializzati, a provocare i malori sono state le esalazioni causate da un uso eccessivo o non consono di detersivi o altri prodotti utilizzati per la pulizia del reparto. La situazione è tornata alla normalità nel giro di un paio d'ore. Lo spray urticante invece, utilizzato ovviamente in modo non regolare, non legale, in un centro commerciale, ha provocato altri malori. È successo ieri nel Vicentino, ci racconta tutto al telefono il nostro Carlo Inghileri. Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Torri del Quartesolo nel Vicentino, dove uno spray urticante al centro commerciale ha scatenato il panico tra i clienti, difficoltà a respirare, bruciore alla gola, rossore, lacrime agli occhi, aria dall'odore acre. Sono questi i sintomi che ieri mattina hanno avvertito diverse persone mentre stavano passeggiando tra i corridoi del centro commerciale Le Piramidi di Torri di Quartesolo. A dare l'allarme, chiamando il 118 e spiegando quanto stava accadendo, uno dei clienti appena uscito da un negozio che ha cercato sollievo all'esterno dell'edificio. Assieme al SUEM sono anche intervenuti i vigili del fuoco con un equipaggio di emergenza partito dalla caserma di Via Farini a Vicenza. Il sospetto però non confermato nonostante le verifiche tecniche effettuate è che qualcuno abbia spruzzato dello spray urticante proprio all'interno del centro commerciale, provocando in questo modo i sintomi a gola e occhi accusati da numerose persone. Fortunatamente tutti si sono ripresi senza dover ricorrere alle cure mediche. Direi che per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche a Carlo Inghilleri. Noi torniamo a Venezia adesso per un importante vertice, un tavolo istituzionale questa mattina a Palazzo Balbi. Il tema caldissimo, viste la battaglia, il braccio di ferro che dura da tantissimo tempo, è quello del nuovo ospedale di Padova. E allora subito in diretta telefonica con il nostro Tommaso Stoppa, che ha seguito i lavori di questo tavolo istituzionale. Tommaso. Sì, buongiorno, si è concluso pochi minuti fa l'incontro a Palazzo Balbi tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del nuovo ospedale di Padova, e la decisione che è stata presa è di dare una valutazione tecnica nei prossimi giorni delle 2 proposte che ancora non sono state valutate, ovvero quella del Comune di Padova, del sindaco Sergio Giordani, di realizzare l'ospedale nuovo sulla sede di quello vecchio, e la proposta invece della provincia che vorrebbe realizzare l'ospedale invece nell'area di Brusegana. Il 27 novembre sarà il giorno in cui verrà convocato un nuovo incontro e verrà presa definitivamente la decisione sul dove realizzare questo ospedale. Così almeno ha promesso il governatore Luca Zaia. Il sindaco di Padova invece Giordani ha ribadito che la loro proposta è una proposta seria, una proposta concreta, e che però adesso deve incontrare una valutazione tecnica da cui la politica deve stare fuori. Nel caso questa valutazione non
fosse positiva, il sindaco Giordani ha fatto capire che sarebbe anche disponibile a ridiscutere l'ipotesi di Padova Est, perché i padovani comunque di un ospedale hanno bisogno e ne hanno bisogno al più presto. Da Venezia per il momento è tutto, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie anche a Tommaso Stoppa, restiamo però in tema di sanità perché si avvicina ormai, siamo a ridosso dello sciopero dei medici che porterà mercoledì e giovedì alla doppia serrata degli ambulatori, utenti sempre più preoccupati per i disagi. No, non per niente è giusta. Chi sta male dove va? Già, dove si andrà? Necessariamente ad affollare il pronto soccorso dell'ospedale, creando ulteriori disagi. Lo scenario è questo, con la serata degli ambulatori decisa dai medici di base per l'8 e il 9 novembre, solo una delle 81 chiusure programmate di qui ai prossimi mesi nel braccio di ferro con la Regione. Una situazione definita folle dal Tribunale del Malato in questi giorni, perché a rimetterci alla fine sono loro, gli utenti, che non nascondono la loro rabbia. Si guarda che i medici lavorano 4 ore, non ti guardano, non ti so ricette, ma va cori, è una vergogna. È sicuro è normale che gli utenti subiscano un disagio? Credo sì, perché abbiamo bisogno sempre. I più sperano rientri tutto con un accordo in extremis, ma lo scenario è grigio, anzi nero. Penso che non va bene perché c'è gente che ha bisogno e si trova in difficoltà, non è giusto? Sicuramente può essere un disagio per le persone perché non si può pensare oggi sto bene, domani sto bene, eccetera, quindi la necessità di avere un ambulatorio sempre aperto è necessario. Lutto a Padova per il malore che ha colpito l'ingegner Luigi Endrizzi, decano dei progettisti padovani. L'ingegner Luigi Endrizzi è morto vittima di un infarto che lo ha colpito in Crimea, dove si trovava per una battuta di caccia. Aveva 74 anni. Professionista conosciutissimo a Padova e non solo, Endrizzi è stato tra l'altro progettista di grandi opere a partire dal grande complesso commerciale di Padova Est fino al centro di una grossa ditta internazionale di vendite online a Vigonza, cittadina nella quale Endrizzi, originario di Tiene, viveva da sempre. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, è diventato una celebrità in pochi giorni per aver trovato un nervo scoperto nella invulnerabilità del sistema di Tor, il software americano per navigare in segreto sul web. Una scoperta che ha consentito al colosso americano di metterci una pezza, lui è un 35enne di Mestre. Tante volte cerchiamo delle falle mirando un prodotto, in questo caso diciamo che è stata una vulnerabilità quasi scoperta per caso. Una falla nella invulnerabilità del sistema di Tor, la sottorete all'interno di Internet che consente agli utenti di accedere alla rete in maniera anonima, cercare e pubblicare informazioni che altrimenti, soprattutto nei paesi in cui la libertà di espressione si paga anche con la vita, possono essere intercettate con conseguenze facilmente immaginabili. Una scoperta fatta per caso a inizio ottobre durante una delle tante attività di ricerca svolta quotidianamente dall'azienda che monitora la sicurezza della rete, che ha sede a Mestre, di cui Filippo Cavallarin, 35 anni, veneziano del Lido, è amministratore delegato. Ho scoperto una falla che permette appunto di de-anonimizzare alcuni utenti della rete Tor. Una fetta di questi utenti, quelli Mac e Linux, praticamente riesco a scoprire la loro vera identità qualora questi accedessero ad un server sotto il mio controllo. Scoperta la falla, Filippo e i suoi collaboratori hanno allertato immediatamente il colosso americano che prima ci ha messo una pezza e poi ha ringraziato pubblicamente il team che è balzato agli onori della cronaca internazionale. La strada scelta dalla società di Cavallarin è quella che si può definire dell'hacker etico che fa ricerca, trova la vulnerabilità dei sistemi al solo scopo di innalzarne la sicurezza. Ma non sempre è così e va da sé che tali scoperte possono essere monetizzate nel vasto mercato sia legale che illegale, consegnando le proprie armi nelle mani di qualcuno che non si sa come le utilizzerà. Tra dire un guadagno dei soldi e rischio di fare del male delle persone, ho scelto di non fare del male delle persone e quindi comunicare a chi di dovere la falla in modo tale che potesse essere risolta. Vi ricordo, lo dico ad antenna, per segnalazioni di disservizi, di problemi e di disagi nella vostra città, è lo spazio dedicato a voi, potete segnalarcelo con 3 modalità, redazione@antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898, potete chiamare qui e lasciare un messaggio alla segreteria telefonica, oppure 351 175 5340 per sms e WhatsApp.
Torniamo a Treviso adesso, che si è confermata nei giorni scorsi la capitale della banca dei tessuti. Per 3 giorni medici da tutta Europa si sono confrontati sul futuro di questa parte molto importante della ricerca medica. Ricostruire recuperando ciò che un tempo andava inesorabilmente perduto. È l'obiettivo dei medici chirurghi, che sempre più riescono a dare un futuro dignitoso a tanti pazienti vittime di incidenti o colpiti dal cancro. Prelievo, trapianto e i nuovi traguardi della donazione dei tessuti è stato il tema della 3 giorni, che ha visto a Treviso l'incontro di 350 tra medici e ricercatori da tutta Europa. Al centro l'utilizzo della cute ma anche della membrana amniotica, ovvero quel sottile velo che chiude la placenta durante la gravidanza e che si strappa quando si dice che si rompono le acque. Ci serve per la cura e la prevenzione delle ferite, per esempio in pazienti in età pediatrica. Ci servono poi le strutture nobili, come possono essere l'osso, come possono essere i tendini. Tessuti preziosi che oggi con le nuove tecnologie vengono conservati per essere riutilizzati, come per le masse adipose che ora possono essere crioconservate. Perché il grasso è un tessuto che per i chirurgi plastici è preziosissimo, perché è un tessuto che ha una grande possibilità di fornire guarigione. Tessuti che vengono donati e conservati da una vera e propria banca nata a Treviso. La banca dei tessuti di Treviso distribuisce circa 6.000 tessuti l'anno, abbiamo 200 donatori da cadavere in media e quindi abbiamo circa 1.200 donatori da vivente. Tra vivi sempre più importante è la donazione da parte delle mamme della membrana amniotica, che permette guarigioni portentose partendo dagli occhi. Ripara delle lesioni corneali. Se per esempio qualcuno si è preso un trauma per cui si è creata una piccola ulcerazione corneale che potrebbe pregiudicare la vista di questo soggetto, allora la membrana amniotica ha questo tipo di utilizzo. Ma le indicazioni sono poi anche in altri distretti per cose molto diverse, per esempio per coprire delle ulcere che stentano a guarire. Un esempio classico in questo campo è l'ulcera del diabetico. Il diabete rende i tessuti più fragili, rende più difficile la guarigione delle ferite e delle ulcere croniche. L'utilizzo della membrana amniotica può favorire la guarigione e in molti casi renderla anche definitiva. Siamo in chiusura, ma c'è ancora un'altra notizia che viene da Treviso e che riguarda la dolcezza, la Coppa del Mondo di tiramisù a Treviso. Ieri la finalissima, incoronato vincitore Andrea Ciccolella, bellunese di Feltre, 28enne, operaio di Luxottica, che ha sbaragliato gli altri 720 concorrenti proponendo il miglior dessert con la ricetta tradizionale del dolce più amato del mondo: savoiardi, uova, mascarpone, caffè e cacao amaro, nessuna stranezza negli ingredienti e con la ricetta più classica. Questo giovane feltrino si è aggiudicato dunque la prima edizione della Coppa del Mondo di tiramisù. Una notizia adesso dell'ultima ora che riguarda il maltempo, perché la Regione dichiarerà lo stato di crisi per gli eventi meteorici che hanno colpito in queste ultime ore il Veneto, in particolare in la provincia di Treviso. Verrà inoltre chiesta al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza. A comunicarlo è stato il Presidente Zaia, che ha seguito costantemente l'evoluzione del maltempo che ha interessato i comuni di Codognè, San Fior, San Vendemiano e Conegliano, e quindi la richiesta dello stato di crisi. Vi ricordo sempre che Antenna 3 ha una nuova applicazione per i telefonini e i tablet di ultima generazione, tutta Antenna 3 a portata di un click, dallo streaming in diretta alle nostre produzioni e i servizi di tutti i telegiornali. Basterà scaricare dall'Apple Store o da Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antenna 3, staccato e tutto in lettere, per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere non solo i file dei servizi di TG ma anche gli approfondimenti, quindi 20:10, la voce del mattino e ore 13, tutto a vostra disposizione e basta davvero un click sul telefonino. Le notizie sulla programmazione, ore 13, dopo di noi si parla di tasse sui loculi e funerali. Come siamo arrivati a questo? Ospiti in studio Walter Rigobon, presidente di Adiconsum Veneto, Lucio Tiozzo, vicepresidente del Partito Democratico nella regione del Veneto, e Gian Antonio D'Arè, segretario regionale della Lega Nord. Questa sera invece 20:10, molta carne al fuoco, parlerà ovviamente anche degli effetti del voto in Sicilia, anche nella politica locale, si parlerà ancora evidentemente di autonomia, delle ultime novità, anche dell'amministrazione amministrativa del 2018 a Treviso, con Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e con Lorena Andretta, segretario del Partito Democratico nella provincia di Treviso. È davvero tutto, vi lascio allora le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci.
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ancora tempo prevalentemente instabile sulle nostre regioni in questo inizio di settimana. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto maggiori spazi soleggiati oggi sulla nostra regione, ma sempre in un contesto prevalentemente instabile. Qualche precipitazione a carattere sparso non sarà da escludere sui rilievi settentrionali e inoltre su Vicentino e Veronese. Diamo uno sguardo anche alle temperature che risulteranno essere più o meno stazionarie. Le massime saranno comprese tra i 12 e i 18 gradi, valori minimi tra 9 e 14 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo una situazione di maltempo, piogge e temporali frequenti nel corso della giornata. Le temperature risulteranno essere più o meno stazionarie, le massime saranno oggi comprese tra i 14 e i 17 gradi, minime invece oscillanti tra gli 11 e i 13 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qui il tempo sarà ancora instabile con rischio di fenomeni a carattere sparso, specie sull'Alto Adige, nevosi anche intorno ai 1000 metri di quota. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra gli 8 e i 13 gradi, valori minimi tra 6 e 7 gradi circa. Il mare sarà molto mosso, localmente mosso nel Golfo di Trieste, i venti forti da nord-est sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.